Pronto? Sì, pronto? Pronto? Sì, buongiorno, senta. Che c'è Sergio? Chi parla? Sono Elvira Tirasassi, sono una signora di 87 anni. Pronto? Lei chi è? La moglie? È la moglie di Sergio? Sì, ma chi è? Capite, sento poco. Senta signora, sono Elvira Tirasassi, sono una signora di 87 anni. Io vorrei sapere perché Sergio non la smette di allungare le mani, perché ora basta avere rapporti sessuali alla mia età, non posso, ha capito? Ma che storia sei? Ma chi è? Sono Elvira Tirasassi, 87 anni, portasi bene, ho delle ciocce belle sode. Sono Ma ancora che ci vuole poretta? Ma che c'è neanche un pelo? No, sono ciuccio io diciamo... Ciucci. Io ciuccio, sì, brava, ciuccio anche, glielo ciucciato anche a Sergio, ce l'ha insomma così, ma Ma buono. strulla, si vede che sei una puttana, una donna poco di buono, se non ne faresti sti discorsi, Ma io scansa. ma ne vuoi anche in chiesa io. No, bisogna riamarla, dai, simpaticissima, anche questo, è simpatica, madonna, è simpatia, incredibile. Proviamola, richiamiamola. Ma come, una donna di 87 anni, puttana, ma un po' di rispetto per l'età, un po' di rispetto, voglio dire, 87 anni, senza denti, piscia addosso, insomma, un po' di rispetto, via, ma non lo so. Pronto? Sì, pronto signora, mi ha dato un grande dispiacere dicendomi quel modo. Senta il mio marito. Perché io ho avuto 3 mariti, sono morti tutti e 3, pompasi. E il mio marito va da quelle giovani. Il suo marito viene da me perché ha bisogno di me, perché io senza denti, come diceva lei, sì, glielo Il fiuto, mio glielo marito fiuto. va da quelle giovani, l'ho scoperto sempre da quelle giovani, non dalle vecchioni. Io sono una signora molto gradevole e ho tutte le pellesiche al loro posto, capisci? Ma che ci vuole al posto? Te neanche il cervello c'hai al posto. E io mi fisso anche addosso. Abbiamo scoperto che Sergio va da quelle giovani. Questa donna se ne vanta, praticamente mio marito va da quelle giovani, come dire che insomma se va da quelle giovani non va con la moglie fa schifo, altrimenti non andrebbe da quelle giovani, no? Ma il fatto che vada con una di 87 anni la ferisce molto, perché dice come? Vai semmai da quelle meglio di me, non andare da quelle peggio, no? E più vecchie, certamente. Infatti... Pronto? Che? Sì. Che succede? Pronto? Sì. Ah sì, buongiorno. Sono Salvatore. Lei è il marito di Giovanna? Sì. Ah, perfetto. Allora le può dire benissimo che posso venire oggi, anche oggi pomeriggio a fare quel lavoretto, Ah. Va bene. Lo sapeva lei? Pronto? Andavo via. Che andavo via? Ma che andare andare? Ma questo lo richiamo perché se va bene, non sa nemmeno in che. Non gli ho detto nulla. Ma che uomini sono essi? Che, mamma mia, come siamo ridotti, noi uomini, no? Sì, va bene. Va bene che? Ma ti stragnatelo la moglie, a te ti va bene. Ma siamo pazzi? Ma dove siamo arrivati? Ma questo è un mondaccio. Giù. Pronto, mi scusi, è caduta la linea prima? Ma perché ha riattaccato lei? Ma scusi, ma mi sa che c'è un errore, sa? No, guardi, lei è il marito della signora Giovanna, no? Sì, che lavoretto devo fare? Ma mi faccia, se non me lo fa spiegare, allora se dice c'è un errore. Io ho già fissato con la signora Giovanna che oggi pomeriggio dovrei venire a sragnatelargliela. Sono Salvatore, lo sragnatelatore. Ma guardi, aspetti, ci faccio parlare. No, aspetti, lei, gli devo togliere i ragnateli dalla passera, capito? Oh! Ma vai il culo cretino deficiente, ti manda a giro. Ma come mi manda a giro? Mi chiamano, ma tua moglie mi ha chiamato. Ma vai in culo imbecille, si vede che non ce la fa niente. Ma come niente? Io sragnatelo, c'ho lo strumento. Sei un imbecille a spasso. C'ho tutto il necessario. Oggi vieni. T'aspetto, vieni. Ma io vengo, Vieni, ma vieni, Io sragnatelo a tua moglie, però. Vieni. Io voglio fare il mio... Vengo, certo. E vengo. Cretino deficiente. Ma vengo, non ti preoccupare. Vengo. Sto venendo. Sto venendo solo all'idea, figurati. Vedrai. Vieni, te la ragnatela. Da dove? Guarda buono il culo. Lo sapevo. Ma un culo cretino deficiente. Ma Giovanna, aspettami. Ti salvo da quel bruto lì. Capito, che è pure un gay, come al solito, gli uomini
credono di fare i ganzi dicendoti dai ragnatela è buono il culo, evidentemente non si accorgono di dire qualcosa che li descrive, li dipinge come dei gay, perché effettivamente si fanno queste cose o sono certamente uomini che vanno alle donne, ma con gli uomini o sbaglio, fanno tanto ganzi e poi insomma praticamente lasciamo stare la signora Giovanna, perché tra l'altro secondo me non è nemmeno tanto da sragnatelare, cioè nel senso che magari la ragnatela ce l'ha ma non c'ho nessuna intenzione di rimagliere. Pronto? Sì. Buongiorno, la signora Siria? Abita lì? No, ho sbagliato il numero. Scusi, lei che è il figlio? No. Lei è il figlio di Siria? Lei è sirio? No, non faccia il furbino, Pronto? Che numero ha fatto? Senta, io ho fatto il numero suo, se poi lei dice che non ho fatto il numero suo, mi prende per il naso, va bene? Perché lei, caro Naccherino, deve imparare ancora a trattare con le persone, ha capito? Ma chi è deficiente lei? Ecco, bene, io non l'ho assolutamente offesa, lei invece mi ha dato il deficiente, ne pagherà le conseguenze, chiaro? Questa telefonata è sotto spirito, chiaro? Ma lei ha sbagliato No, scusate, volevo vedere sotto controllo, Lei ha sbagliato il numero. No, guardi, intanto prima di dare del deficiente a una persona che lei non conosce, ci pensi bene, chiaro? Mi dice il cognome a chi ha telefonato? Caro Naccherino, il cognome non importa perché io non gli dico i cognomi, non faccio la spia, ha capito Naccherino? Oh, ma guarda adesso cosa intendeva fare? Intendeva dire, io rifaccio lo stesso numero, lo ridigito, sì. Lo ridigito in modo da vedere se effettivamente o avevo sbagliato il numero io oppure a volte cambiano i nomi sull'elenco, se è lui ancora allora c'è qualcosa che non va, no? Sull'elenco. Pronto? Sei sempre te? Ascolta. Allora io ti faccio lo stesso numero, vuol dire che è a te che devo telefonare. Ma lei mi deve dire, porca d'una Madonna. Ma come si permette di offendere la mia cantante preferita? La mia cantante preferita? Ah, ma guarda un po', ora figurati se lo mollo. Questo lo richiamo perché ha appena cominciato, come dire, a incazzarsi, figurati. Bisogna battere il sirio finché le carte, no, come si chiamerà? Chi lo sa? Finché le carte bisogna batterlo, no? Certamente, quindi lo sto battendo, quindi vediamo adesso se risponde ancora lui. Ho ridigitato proprio volutamente per vedere se effettivamente, no, Madonna, è stata anche a Sanremo. Pronto? Sì. Guardi, ecco, sei sempre te? Te, la mia cantante preferita, è stata anche a Sanremo. Non me lo offendi, capito? Madonna, me la lasci stare, hai capito? Hai capito, Naccherino? Hai capito? Ascolti, signor deficiente. Prego? No, cretino se lo tenga per sé. Ma ascolti, mi dice deficiente se lo tenga per sé, ha capito? Ma questa telefonata è sott'olio, sbaglio sempre. Ha capito? Quindi stia attento, stia attento. Mi dice lei a chi sta telefonando, perché sta sprecando le telefonate, capito? Come? Lei mi dica a chi sta telefonando, perché probabilmente lei sta sprecando telefonate. E se mi richiama un'altra volta, va bene? Cosa fa? Mi deve dire chi è lei, poi glielo faccio vedere cosa faccio. Se è uno scherzo, mi deve dire se è uno scherzo o se è una cosa seria. Perché se è uno scherzo riattacco e buonasera. Se è uno scherzo è di cattivo gusto. Vuol dire che lei sta sbagliando numero. No, allora lei sta rompendo i coglioni. I coglioni! Le ha detto i coglioni! Lei ha detto i coglioni a me! Lei osa dire coglioni, la parola coglioni nelle mie orecchie? Se lo scherzo è di cattivo gusto, certo, naturalmente. Questa è la frase storica, Se non c'è il sondazzo stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo ma me ne porto. Ma se c'è il sondazzo io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete.